Eccoci qui, siamo in live. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa lezione inaugurale di Venice in Question. Comincerei col passare immediatamente la parola per i saluti al presidente Gianmaria Paranini. Prego. Allora, buonasera a tutti. Parlo in italiano? È ammesso? Va bene. No, avevo preparato anche appunto un breve testo in inglese. Bene, il mio compito è molto brevemente, ecco, ovviamente di salutare tutti e così di ringraziare innanzitutto il dottor Di Bello, che è socio della Deputazione di Storia Patria per le Venezie e ha avuto l'eccellente idea di organizzare questa serie di meeting, questa serie di incontri. Ecco, che, come dire, come sappiamo tutti, incontra un momento della nostra vita di ricercatori, nella quale appunto il male, cioè l'epidemia, ha causato anche per certi aspetti un'evoluzione positiva, cioè ha obbligato anche noi umanisti a familiarizzarci con questi strumenti che i fisici o i biologi usano da chissà quanto tempo. Ecco, e la coincidenza è ancora più positiva perché proprio in questi giorni si inaugura, diciamo così, una nuova fase della vita della Deputazione e sono molto contento che si realizzi proprio in questi giorni. Abbiamo riorganizzato il sito della Deputazione, cominciamo la pubblicazione online di monografie e tra breve della rivista Archivio Veneto. Portiamo avanti la digitalizzazione, la riproduzione digitale di Archivio Veneto, delle fonti venete e della nostra rivista, e quindi adeguiamo, diciamo così, gli strumenti della Deputazione a quella che è come dire, un maggiore aggiornamento, ecco, proprio di questi strumenti. Quindi è una coincidenza molto bella, molto positiva, e sono veramente grato appunto al dottor Di Bello e a tutti quelli che interverranno in queste settimane. Ecco, finisco ringraziando anche tutte le altre istituzioni culturali veneziane, a partire dall'Archivio di Stato, dalla Biblioteca Marciana, dalla Fondazione Querini Stampalia, dal Centro Tedesco di Studi Veneziani e dal Centro Ellenico, che hanno appunto tutte volentieri dato l'adesione, la partecipazione a questa iniziativa, no? Ecco, perché appunto la ricerca su Venezia vada avanti, si sviluppi in queste forme di dialogo e anche, lo auspico, utilizzando le pubblicazioni o le collane della Deputazione come luogo di edizione, di pubblicazione veloce e contestuale, dialogica. Quindi buon lavoro a tutti, in particolare a Valentina Dalcin che ci parla oggi, ma a tutti coloro che sono all'ascolto. Grazie Presidente. Ovviamente mi accodo anch'io ai ringraziamenti a partire dalla Deputazione che ha accolto con grande entusiasmo questa mia iniziativa, che vuole comunque in qualche modo offrire un contributo e uno spazio, insomma, per le ricerche in corso, e un mio ringraziamento va anche a quelle istituzioni che, come ho già detto, hanno patrocinato fin dall'inizio e senza esitare a collaborare, insomma, per mettere in piedi questa piccola iniziativa. Ovviamente spenderei qualche parola anzitutto per spiegare cos'è Venice in Question. Venice in Question è uno spazio pensato per promuovere in qualche modo e sponsorizzare, mettere a conoscenza le ricerche veneziane in corso da parte di dottorandi, postdottorandi o giovani ricercatori. Per storia di Venezia ovviamente intendiamo in particolare la storia che va dal Medioevo
alla sua caduta, e in qualche modo vi sarà anche l'opportunità di sponsorizzare quelle che sono un po' le nuove anche iniziative editoriali in tal senso, sempre riguardanti la venezianistica. Avremo anche l'opportunità in realtà di dialogare con studiosi ormai affermati, sempre però con lo scopo di in qualche maniera ricavare momenti di riflessione o degli strumenti utili da applicare poi al mondo della ricerca e della storia di Venezia. In particolare, se avete dato un'occhiata al programma, si è anche cercato di mettere in collegamento non solo diverse generazioni di studiosi, ma anche diverse scuole storiografiche che vanno anche al di là di quello che è il confine, non tanto della laguna, non tanto italiano, ma addirittura europeo e persino ultracontinentale, se pensiamo al contributo di Karen McCluskey dall'Australia, che credo addirittura ci stia seguendo in diretta. E approfitto quindi per ringraziare e introdurre la dottoressa Valentina Dalcin, perché ci presenta e ci parlerà quello che è il frutto della ricerca della sua tesi di dottorato sviluppata presso l'Università Ca' Foscari e edita per Ca' Foscari Edizioni. Un volume che appunto prende nome del Il mondo nuovo, l'elite veneta fra rivoluzione e restaurazione dal 1797 al 1815. Andando un po' controcorrente, nell'anno della nascita di Venezia noi ci inizieremo questo seminario con la fine della Repubblica di Venezia. E vogliamo quindi un po' discutere un po' questo volume e anzitutto vorrei specificare soprattutto come questo seminario verrà organizzato. In questa prima parte io e Valentina Dalcin discuteremo attraverso una serie di questioni che verranno fuori e in una seconda parte daremo spazio poi a domande e interventi da parte del pubblico, interventi che potranno avvenire sia lasciando dei commenti sulla chat di Facebook o del canale YouTube alla vostra destra, oppure potrete far domanda di intervenire direttamente in live, in cam con noi per proporre magari delle domande, delle questioni o anche delle semplici riflessioni molto più articolate, per cui dovrete mandare un'email, un messaggio all'email che leggete sopra lo schermo in modo tale da ricevere immediatamente la nostra regia con il dottor Matteo Frisone, manderà immediatamente il link di accesso per intervenire e eventualmente fare delle riflessioni, condividere delle riflessioni con noi. Circa il volume di Valentina Dalcin, ovviamente si tratta di un volume che ha a che fare con una epoca appena successiva alla fine della Repubblica di Venezia, ma quello che stupisce in realtà è che quando si scorrono le pagine di questo volume ci si accorge che le questioni al centro del dibattito della Venezia post 1797 in realtà non erano poi così tanto cambiate. Basti pensare che nel 1813 si discuteva ancora della serrata del Maggior Consiglio. Questo è un volume che sostanzialmente chi si occupa della storia di Venezia avrebbe quasi timore a leggere, perché in qualche modo descrive la fine di un'epoca che è stata sicuramente importante e soprattutto si occupa anche ed ha a che fare con una figura storicamente molto contrastata come Napoleone Bonaparte. Nel nostro caso in realtà ci concentreremo soprattutto sulla città di Venezia, nonostante il volume in realtà si occupi anche di altre realtà del Veneto, ma sarà molto interessante vedere poi come la stessa città di Venezia dovette confrontarsi quasi in competizione con le altre città del Veneto. Il titolo è ovviamente l'Elite, quindi parliamo di gente di un corpo sociale molto fluido, molto dinamico, per cui nel provare a chiedere per prima a Valentina Dalcin qualcosa, mi interesserebbe chiederle anzitutto come è riuscita a definire, in un momento storico così decisivo, così particolare, in cui tutti i vecchi schemi sono saltati e quelli nuovi dovevano in qualche modo ancora formarsi, come è riuscita a definire questo termine elite, perché vedo che nel volume, anzi ho letto nel volume, che è un termine su cui lei ritorna spesso e su cui torna spesso soprattutto per specificare quali realtà ve ne facevano parte. Prego. Ok, allora ti ringrazio Daniele e grazie a tutti, diciamo, i presenti, le persone che ci stanno ascoltando. Grazie ovviamente innanzitutto a Daniele per aver organizzato questo ciclo di incontri e per avermi permesso di partecipare.
Ringrazio anche il professor Varanini, che è stato il coordinatore del mio dottorato, che si è svolto, diciamo, all'interno di questa cornice, ecco, del dottorato del Veneto, quindi c'è Venezia, però c'era anche Verona e anche Padova, e ecco, la mia sede di riferimento era in realtà Verona in quel momento, quindi ecco, il professor Varanini fungeva da coordinatore e quindi ha visto, diciamo, la genesi di questo lavoro sotto forma di tesi di dottorato, che adesso è diventato un libro. E dunque, la domanda sulle elite. Allora, è un po' il problema, nel senso è il problema di base che mi sono posta, perché si tratta di un termine fluido, in effetti, in cui per cui bisogna fare prendere delle decisioni, diciamo così, perché bisogna capire come identificare queste persone e soprattutto che tipo di lente di ingrandimento utilizzare, perché l'elite cambia a seconda di quello che noi andiamo a guardare, quindi potremmo cercare un'elite cittadina, un'elite provinciale, un'elite statale, quindi a seconda della scala di osservazione chiaramente l'elite che risalta agli occhi è a sua volta diversa, quindi questa è la prima osservazione che mi sentirei di fare. La seconda è propriamente tecnica ed è sulle caratteristiche che ho individuato per selezionare i miei personaggi e quindi per includerli in tutta una serie di banche dati che mi sono creata. Il criterio che ho scelto è anche quello forse più semplice, che è quello della funzione del ruolo istituzionale che ricoprono i vari personaggi nelle differenti fasi storiche. Quindi parliamo di fasi storiche diverse e questa è la difficoltà di fare un lavoro di questo tipo, e cioè il trait d'union, il collante, sono le persone, però la struttura istituzionale, il mondo politico che si muove attorno a loro cambia in continuazione. Quindi abbiamo una prima fase democratica, rivoluzionaria, no? La fase che forse è più nota, quella della caduta della Repubblica, il 97, il periodo democratico, il periodo dove governa la municipalità di Venezia a Venezia e le municipalità di terraferma nelle varie città della terraferma. Dopodiché, come è altrettanto noto, con il trattato di Campoformio, o Campoformido, che dir si voglia, arrivano gli austriaci e gli austriaci rimangono in laguna per 8 anni, dopodiché c'è una nuova fase francese che però è una fase napoleonica, nel senso che ormai i cambiamenti istituzionali che sono avvenuti in Francia fanno sì che il Veneto, inglobato all'interno di uno stato satellite napoleonico, si ritrovi all'interno di un contesto monarchico, quindi è un regno. E poi io arrivo fino alla successiva fase di transizione, che è la fase del 1814-15, con il passaggio verso il Regno Lombardo-Veneto. Quindi il criterio è quello degli impieghi, che impieghi hanno, che funzioni hanno, che però sono funzioni diverse. Quindi sono andata a cercare i nomi di tutti i membri delle municipalità, i nomi di tutti i membri dei vari organi del periodo napoleonico, e sono molto, molto numerosi, perché ci sono organi che hanno delle caratteristiche di tipo prettamente amministrativo. Pensiamo alla suddivisione del Regno d'Italia in dipartimenti, che equivaleva, diciamo, alle nostre province, per capirci, e ogni dipartimento era gestito da un prefetto, però oltre al prefetto c'erano altri funzionari, quindi chiaramente sono andata a indagare anche chi fossero questi funzionari che coadiuvavano i prefetti, posto che i prefetti non erano mai originari del dipartimento che amministravano. Quindi è chiaro che siccome mi interesso dell'elite veneta, non ha in realtà in questo caso molto senso chiedersi chi erano i prefetti in Veneto, ma dove sono andati i veneti eventualmente a fare i prefetti altrove, oppure se avevano incarichi di consiglieri di prefettura, quindi altri incarichi, o membri dei collegi elettorali, che sono degli organi di rappresentanza sociale dell'epoca. Quindi ci sono mille, come dire, non vorrei entrare troppo nello specifico, ma ci sono 1000 organi diversi con varie caratteristiche. Ho cercato di tenere assieme un po' tutto, spiegando di volta in volta qual è la funzione dei singoli organi e quindi qual è il ruolo di queste persone che sono coinvolte all'interno. Ripeto, non è semplice, però non c'erano molte altre alternative. Poi ho usato un piccolo correttivo,
di cui se vuoi parleremo poi, che arriva nella seconda parte del libro, che sono le reti di relazioni. Quindi non vediamo soltanto queste persone per il ruolo istituzionale che svolgono, ma cerchiamo di capire anche chi non ha un ruolo istituzionale, se ha comunque un peso nelle decisioni e nelle nomine, e questo peso può arrivare anche da altre reti, da reti che passano attraverso la conoscenza reciproca o altre affiliazioni, come ad esempio l'affiliazione alla massoneria, che comunque è essa stessa un po' un organo dello Stato in età napoleonica. E poi le parentele, ecco, anche un'altra cosa che ho cercato di considerare sono le parentele, perché non volevo lasciarmi ingannare dal fatto che magari non c'è sempre lo stesso individuo all'interno di certi organi, ma magari ci sono due fratelli che più o meno si scambiano le stesse posizioni di prestigio, quindi mi sembrava interessante vedere anche a livello di famiglie quali famiglie sono presenti, e se c'è una spartizione magari dei compiti tra chi aderisce diciamo, all'epoca al modello filo napoleonico e chi aderisce di più invece alla stagione austriaca, quindi poteva esserci anche una dinamica di autoconservazione che portava anche le famiglie a dividersi in questo modo per rimanere sempre presenti, ecco. Poi non dico che fosse facile, insomma, non sto qui a dire che a smontare completamente l'idea che per i veneziani il 97 non fosse stata una cesura, è stata una cesura importante. Certamente però per loro la vita in qualche modo continuava, e a me interessava capire in che modo continuasse questa vita, ecco. Andando un po' più a fondo sul caso veneziano, 12 maggio 1797 il Maggior Consiglio trasmise i suoi poteri alla quella che divenne poi la municipalità democratica. Qual era sostanzialmente, o in linea generale, la composizione sociale dei municipalisti veneziani? Per alcuni di loro magari si aprirono delle opportunità, ma quali in particolare? Ok, allora, la Municipalità di Venezia. Beh, diciamo che la Municipalità di Venezia è un organo un po' particolare fin dal principio, perché la municipalità eredita le funzioni del cessato Maggior Consiglio, quindi è il Maggior Consiglio stesso a consegnare, diciamo, i suoi poteri nelle mani di questa municipalità, che è piuttosto numerosa nel caso di Venezia, quindi non tutte le municipalità del Veneto hanno gli stessi componenti, lo stesso numero di componenti. Quella di Venezia ha 60 persone, quindi ci sono 60 membri della municipalità che vengono nominati, non sappiamo di preciso con quale tipo di criterio, perché è una municipalità molto composita, nel senso che si possono trovare all'interno individui di estrazione sociale molto molto diversa. C'è una componente di patrizi veneziani, che sono 10 su 60, quindi è una componente importante, certamente non maggioritaria. Gli altri membri della municipalità sono talvolta avvocati, quindi persone che gravitano nel mondo quindi della giustizia, nel mondo forense, oppure sono anche mercanti, banchieri, uomini d'affari, quindi ci sono queste due componenti che sono ben rappresentate, e poi c'è qualche rarissimo elemento di estrazione popolare. Ci sono anche personaggi, non so, di cultura, c'è qualche professore universitario, quindi ci sono, come dire, mondi molto diversi che si incontrano fra loro, e anche opinioni politiche particolarmente diverse, per quanto non sia semplice capire quale fosse esattamente diciamo la collocazione politica di questi personaggi, perché essendo durata molto poco la stagione del 97 ed essendo stata velocemente demonizzata, come è abbastanza noto, perché il 97 è il momento in cui non soltanto arriva Napoleone, ma arriva come generale Bonaparte, generale rivoluzionario. Quindi in quel caso Venezia ha a che fare con la Francia, che è ancora la Francia rivoluzionaria, la Repubblica francese. Certo non è la Francia del terrore, però rappresenta questo agli occhi dei contemporanei, rappresenta ancora la Francia che eredita comunque un bagaglio politico di un certo tipo. Ed è ben diverso quello che succede poi nell'età napoleonica, tant'è vero che è molto più semplice
anche per l'antica nobiltà, anche per personaggi di opinioni politiche moderate, collaborare in età napoleonica, quindi accettare incarichi di qualsivoglia natura in età napoleonica, piuttosto che accettare un incarico spinoso come poteva essere appunto quello di municipalista, perché lì sì, entravi a far parte di un organo che rappresentava i francesi e che non aveva neanche troppa capacità di manovra, nel senso che dicevo sì, ereditano diciamo il ruolo dell'antico Maggior Consiglio, però di fatto la terraferma si autogestisce, quindi comunque loro non riescono a controllare la terraferma, perché la terraferma ha già i suoi organi di autogoverno, Padova, la municipalità di Padova, Treviso, quella di Treviso, Vicenza idem, Verona idem, e anche le piccole cittadine hanno le loro municipalità, quindi in realtà è un mosaico di organismi politici che sfuggono. E in più ovviamente ci sono le pretese dei generali francesi, perché c'è l'esercito francese stanziato nelle province venete e quindi ogni municipalità deve fare i conti con quelle che sono le richieste anche notoriamente finanziarie dei comandanti francesi. Quindi loro cercano di gestire il tutto, di gestire questo passaggio di consegne in un contesto veramente molto molto complicato, dove devono gestire anche il malcontento, ovviamente, il fatto che tra le altre cose loro ereditano il debito pubblico della Repubblica di Venezia, però senza gestire il resto dello Stato, come dire, loro hanno un po' gli oneri della vecchia Repubblica, ma non hanno gli onori, nel senso che non hanno tutto lo Stato da controllare. E c'è subito una rivalità, tra l'altro, tra Venezia e la terraferma, che si esplicita anche attraverso diversi rappresentanti a Parigi, cioè Venezia ha un suo rappresentante a Parigi e la terraferma veneta, che si riunisce poi al congresso di Bassano per cercare di formulare un'adesione alla Repubblica Cisalpina, perché ricordo che nel frattempo invece nella zona lombarda si era costituita la Repubblica Cisalpina, quindi la Lombardia è stata organizzata fin da subito in modo unitario da Bonaparte, mentre il Veneto no, è stato lasciato praticamente un po' così in ordine sparso, semplicemente perché era già nell'idea di Bonaparte di utilizzarlo come merce di scambio, quindi sin dall'aprile del 97, con la stipula dei preliminari di Leoben, si sapeva che cosa si sarebbe deciso a Campoformio. Quindi il Veneto viene lasciato un po' a una sorta di autogestione e allo stesso tempo appunto i veneti vorrebbero aggregarsi alla Cisalpina, ma si scoprirà che questa cosa è di fatto impossibile, ecco, perché altri sono i piani di chi comanda in quel momento. Ecco, hai esattamente introdotto il tema su il rapporto fra quella che era l'ex capitale, che improvvisamente si ritrova ad essere una città come le altre, e mi chiedevo quindi se il vecchio equilibrio va ovunque in frantumi, se in particolare anche le strette relazioni che potevano esserci di Venezia col Padovano o con il Trevigiano vanno in frantumi anch'esse, si creano nuovi equilibri. Oppure qualcosa, Venezia, la capitale, riesce in qualche modo a mantenere una sorta di egemonia o di prima posizione rispetto alle altre realtà. C'è un tentativo anche da parte dell'elite veneziana di mantenere anche gli antichi privilegi? Sì, allora, dunque è complicato perché allora bisognerebbe distinguere un po' le fasi in questo, per rispondere a questa domanda. Ecco, diciamo, andando oltre quella fase democratica che è una transizione ed è piuttosto rapida. Distinguerei la fase austriaca da quella napoleonica, perché nella fase austriaca, come è noto, gli austriaci creano un governo austro-veneto, come lo definiscono loro, che ha sede a Venezia. Quindi c'è un governo delle province venete, dei nuovi territori acquisiti dagli Asburgo, che ha sede a Venezia e che quindi eredita effettivamente gli uffici a questo punto, che hanno una loro continuità interna agli uffici dell'ex Repubblica di Venezia. È abbastanza interessante questa continuità che loro vedevano forse più di noi, perché qualche volta si possono trovare le carte di questo periodo, quindi dei primissimi anni dell'Ottocento, all'interno dei fondi delle ex magistrature veneziane. Insomma, non c'è necessariamente
una cesura, ecco, da parte loro, anche perché le persone poi chiamate ai compiti di governo sono sempre quelle, soprattutto in una primissima fase. Gli austriaci, non conoscendo in realtà il territorio in cui si vanno a inserire, chiedono molto l'aiuto del patriziato e non vogliono neanche inimicarsi né la popolazione né il ceto dirigente veneziano, e quindi lasciano che la transizione sia morbida volutamente. Quindi volutamente si avvalgono di personaggi che già appartenevano alla vecchia elite di governo, insomma recuperano, che ne so, mi viene in mente Alvise Querini, che era stato l'ultimo ambasciatore veneziano a Parigi e che viene nominato vice di Stefan von Lottinger, che però chiaramente non è un veneziano, però diciamo che le due cose si mescolano, però è il suo vice all'interno del magistrato camerale, che è un organo che si occupa delle finanze. Infatti Querini acquisisce e aveva già comunque un'esperienza come amministratore finanziario, che poi gli sarà utile per essere nominato, tra l'altro, prefetto e consigliere di Stato in età napoleonica. Quindi c'è un recupero del vecchio ceto dirigente, fino a un certo punto però, nel senso che quando gli austriaci cominciano a conoscere il territorio, pensano già di riorganizzarlo, e a partire dal 1802 creano questi capitaniati provinciali che assomigliano molto ai dipartimenti successivi, quindi diciamo che creano un'amministrazione suddivisa per province, e a capo di queste province, ecco, non necessariamente a questo punto c'è un membro, non c'è necessariamente un membro dell'elite veneziana, ma nemmeno dell'elite di terraferma, perché viene chiamato anche personale dell'impero asburgico. Quindi è più la fase di transizione quella in cui riescono a guadagnarsi qualche spazio, dopo diventa un po' più complesso. Devo dire che tra i veneziani forse sono favoriti i cittadini originari, i cittadini che fanno parte della cancelleria, cioè quel ceto specifico che si occupava già di gestire la burocrazia interna alla Repubblica, perché mentre gli incarichi dei patrizi talvolta erano essenzialmente politici, gli incarichi dei cittadini e appunto dei burocrati erano essenzialmente amministrativi e quindi servono. Quindi diciamo che la logica dei governanti è sempre una logica molto pragmatica, si fa quello che serve per dare stabilità al regime e per portare a termine le mansioni amministrative di cui c'è bisogno. Quindi se c'è bisogno di chi conosce il meccanismo, chiamiamo un cittadino originario, chiamiamo un membro delle vecchie, un segretario, insomma, non so, un segretario del Senato, un segretario del Consiglio dei 10, queste persone qui. Posto che gli austriaci però tagliano anche il numero degli impiegati, perché si rendono conto che la macchina burocratica era un po' elefantiaca e quindi cercano di darci un po' un taglio, perché insomma non si tratta di, come dire, assistenzialismo, loro vogliono snellire un po' le procedure. Per quanto riguarda il periodo successivo è ben più difficile per i veneziani, perché loro vorrebbero che questi nuovi territori, una volta entrati a far parte dei domini napoleonici, costituissero uno Stato a sé. Non lo so, come Napoleone ha creato le province illiriche, si chiedevano perché non si potrebbe pensare la stessa cosa anche per il Veneto. Ma in realtà non è mai stata un'opzione veramente contemplata. Ecco, in quel caso loro speravano che Venezia potesse avere il ruolo di capitale, altrimenti erano destinati a una sudditanza nei confronti di Milano, cosa che poi inevitabilmente succede. Potremmo dire che forse la terraferma aveva una certa gioia maligna in questo caso nel sapere che i veneziani erano un dipartimento come tutti gli altri e non avevano particolari così, caratteristiche diverse. Sì, avevano forse qualche organo, c'era qualche sede in più a Venezia che non altrove, però tutto sommato era un dipartimento come gli altri, che è stato amministrato da un milanese all'inizio, Marco Serbelloni, perché Napoleone non voleva transigere sul principio che si chiamano amministratori da fuori, perché non vogliamo che abbiano degli interessi troppo vicini a quelli della popolazione locale, quindi ha chiamato un milanese, ma era anche inevitabile tutto sommato. Ecco. Certo, ma andando un po' più, rientrando in città, ecco, l'elite veneziana
punto di vista anche di quelli che erano i privilegi, i patrimoni immobiliari, le alleanze matrimoniali, come erano in qualche maniera, come subirono, ecco, questa elite, i diversi passaggi dalla dominazione francese e austriaca? È stato sempre un vantaggio oppure uno svantaggio dal punto di vista proprio anche di controllo degli uffici all'interno della città lagunare? Ok, allora ti posso dire che i veneziani, ad esempio, monopolizzano, se così si può dire, il collegio elettorale dei possidenti in età napoleonica. Che cos'è? In età napoleonica praticamente non c'è un vero e proprio meccanismo di voto dal basso, ma si intende che il popolo venga rappresentato, tra virgolette, attraverso un sistema, diciamo, per gruppi sociali, ecco. E quindi venga rappresentato attraverso questi 3 organi che però sono nominati dall'alto, perché tutte le nomine vengono calate dall'alto, almeno tutte le nomine che contano. E quindi la società verrebbe rappresentata attraverso un collegio elettorale dei possidenti, un collegio elettorale dei dotti e un collegio elettorale dei commercianti, in modo tale che tutte le principali componenti della società civile abbiano un ruolo, se non altro, di facciata. Poi è chiaro che non avevano un peso specifico enorme, però era, dal punto di vista dello status, importante appartenere a questi 3 organi che troviamo in tutti i dipartimenti, perché ecco, Napoleone su questo è, come dire, particolarmente organizzato. Il modello viene ripetuto in ogni dipartimento con un meccanismo di copia e incolla, potremmo dire. E quindi nel collegio elettorale dei possidenti, dove vengono nominati ovviamente possidenti, cioè persone che rappresentano l'elite anche economica della provincia, ecco, ci sono praticamente solo patrizi veneziani, quindi non c'è nessun altro elemento. E anche all'interno del Consiglio Generale del Dipartimento, che è un altro organo, diciamo, adesso non la faccio troppo lunga, ma ogni dipartimento aveva una serie di organi, tra cui questo Consiglio Generale, che si riuniva ogni tanto per discutere alcune questioni. Anche lì, in teoria, dovevano esserci rappresentanti, che ne so, di Adria, di Chioggia, di altre zone, eppure tutti i nominati, tutti erano sempre veneziani, tutti. Quindi diciamo che Venezia non riesce, appunto i veneziani magari non riescono a mantenere la loro preminenza sulla terraferma, però certamente si aggrappano alla preminenza che gli rimane all'interno della provincia. E dal punto di vista degli incarichi, beh, ci sono anche personaggi che hanno incarichi di prestigio, non lo so, penso ai 2 podestà che si alternano in età napoleonica, Daniele Renier, che poi ha incarichi anche dopo nel Veneto, Bartolomeo Girolamo Gradenigo, che è l'altro podestà, penso appunto ad Alvise Querini Stampalia, che era prefetto del Dipartimento del Reno e consigliere di Stato, Alvise Mocenigo, personaggio famosissimo all'epoca, nel bene e nel male, tra virgolette, che era anche lui, era stato prefetto del Dipartimento della Gogna, quindi a Novara, perché come dicevo dovevano per forza spostarsi, e poi era diventato senatore. Quindi ci sono delle persone che hanno incarichi di un certo peso. Però, ecco, diciamo che non tutti, ovviamente, quelli che riescono a in qualche modo inserirsi all'interno della nuova elite. Poi a livello di matrimoni, di politiche di questo tipo, diciamo che quello che ho notato come linea di tendenza è una maggiore apertura nei confronti del notabilato di terraferma e del notabilato che proviene magari dall'area lombarda, quindi l'idea di legarsi ai ceti dirigenti anche extra cittadini. Ecco. Beh, poi ci sono stati alcuni anche veneziani di cui fai anche alcuni esempi molto ben documentati che addirittura riescono ad entrare e a stringere legami che vanno addirittura oltre anche quello che è il Regno Italico, a entrare in collegamento e in contatto direttamente addirittura con Napoleone. Per esempio Bernardino Renier e Giuseppe Rangoni, ecco, queste 2 figure di veneziani un po' cittadini del mondo, mi pare di aver capito, a cui addirittura
molti personaggi dell'epoca addirittura fanno riferimento per chiedere favori, e quindi questo dimostrava anche un po' l'influenza di queste figure. Ecco, com'è possibile queste due realtà che riuscissero a muoversi in tale spazio? Allora, beh, diciamo, lo scambio di favori è una cosa che a me diverte molto personalmente, leggere tutte queste lettere in cui si chiedono appunto intercessioni per incarichi, per nomine di vario genere e così via. E devo dire che uno dei due personaggi che tu citi, in particolare Giuseppe Rangoni, che è un ferrarese, ma vive a Venezia, di fatto è un veneziano d'adozione, è una figura centrale, è uno di quelli a cui ci si rivolge sperando che abbia, diciamo, i giusti agganci, le giuste entrature per far ottenere quello che ci si vuole, quello che ci si prefigge di ottenere. Ecco, lui è il capo della loggia massonica di Venezia, l'Eugenio Adriatico, ed è in stretta relazione anche con Bernardino Renier, che è un altro massone. Renier è un patrizio veneziano, era stato membro della municipalità democratica e si era però trasferito a Parigi e di fatto vive questi anni a Parigi. Quindi questo a Renier consente di avere delle entrature dirette con le alte sfere del potere in Francia, il che è sempre molto utile. Mentre Rangoni è, diciamo, un personaggio che ha legami di vario genere, perché appunto ha legami con la zona da cui proviene, quindi con i suoi conterranei ferraresi, ma anche altri legami con l'elite di Milano, e lo stesso abita a Venezia, quindi è molto legato a una sorta di clan familiare, potremmo dire, perché lui convive con Marina Querini, Benzon, che è sposata con un altro patrizio, Pietro Benzon, e il fratello di Marina Querini è Alvise Querini, non lo stesso di prima, ci sono due omonimi in età napoleonica, e sono tutti più o meno membri dell'establishment napoleonico, un po' perché sono già ben introdotti, un po' perché Rangoni stesso li introduce. Anche il già citato Daniele Renier, che era stato per un periodo podestà di Venezia, quindi il sindaco di fatto della città, si rivolge a Rangoni sapendo che lui ha, diciamo, legami un po' con tutti e gli chiede di dargli una mano per diventare il referente del piano artico, che era un piano di sistemazione delle acque del Brent, eccetera, perché la sua aspirazione conclusiva è forse di diventare direttore delle acque strade a Milano. Quindi c'è gente che si pianifica la carriera e che dice: ma io vorrei arrivare lì, quindi per arrivare lì devo passare attraverso queste tappe, e per passare attraverso queste tappe mi serve essere nominato, mi serve l'appoggio di una serie di persone, e quindi anche i legami massonici, posto che non erano società segrete in quel momento, tutti sapevano chi ne faceva parte, però sono legami utili e che si possono utilizzare. Talvolta diventavano anche quasi fastidiosi, appunto c'è questo Bernardino Renier che appunto è un po' protagonista a un certo punto del carteggio tra Francesco Melzi negli anni della Repubblica Italiana e Ferdinando Marescalchi, che è un altro membro dell'elite lombarda e ministro degli esteri della Repubblica Milanese, della Repubblica Italiana, e tutti e due dicono sto Renier sta un po', diciamo, tramando un po' troppo e ci sta anche rompendo le scatole, francamente, lui e la massoneria anche basta. Ecco. Ecco, ma dopo il 1797, ecco, noi siamo abituati a pensare e a ragionare anche in termini della presenza di questo patriziato come classe nobiliare per eccellenza a Venezia. Dopo il 1797, chi è la nuova nobiltà a Venezia, in Laguna? Ok, allora lì la nuova nobiltà, diciamo che viene un pochino forgiata dagli austriaci, nel senso che in età napoleonica viene creata la nobiltà napoleonica, però ecco, è sempre avvertita come una creazione un po' provvisoria. Quindi quella che poi si assesta è la nobiltà che viene sancita attraverso il lavoro della commissione araldica, cioè si insedia non appena ovviamente si dà una nuova forma istituzionale al nuovo Stato, il nuovo Stato Lombardo-Veneto, si insedia questa commissione araldica che ha il compito di vagliare tutti i titoli di nobiltà presentati
da coloro che credono di averne i requisiti per ottenere la ratifica della nobiltà. E qui c'è un'operazione che viene portata avanti dal governo di Vienna, che è quella di equiparare il patriziato alle altre nobiltà di terraferma. E quindi ciascuno presenta i propri titoli, la commissione araldica, che è presieduta dal marchese Luigi Paolucci, decide se questi titoli sono ammissibili o meno. Allora, in apparenza si tratta di un'operazione prettamente burocratica, quindi si controlla chi ha i requisiti, chi non ha i requisiti, perché non tutti coloro che avevano un qualsivoglia titolo avevano esattamente i requisiti per vederselo confermato, nel senso che in un primo momento, ad esempio, chi aveva comprato una giurisdizione, cioè un titolo nobiliare dalla Repubblica di Venezia, questi titoli comprati non valevano, quindi inizialmente non vengono accettati, poi si modifica un po' il decreto e alla fine vengono accettati anche quelli. Però, ad esempio, non tutte le città di terraferma avevano la possibilità di garantire lo status nobiliare attraverso l'aggregazione al loro consiglio civico, quindi anche lì dipendeva chi era aggregato dove. Quindi c'erano delle regole, c'è chi cerca di inserirsi fra le regole, cioè ci sono magari membri del patriziato che per X motivi non figurano più nel libro d'oro, intendo quello pre-97, perché magari erano figli di un matrimonio non registrato, perché la famiglia era decaduta per qualche motivo, che però provano lo stesso a presentare delle carte sperando nel fatto che gli austriaci più di tanto non se ne intendano, non capiscano qual è, diciamo, la differenza. E invece no, invece lo capiscono molto bene, il marchese Paolucci è molto inflessibile e fa quasi una selezione anche, direi, sul decoro, se posso usare questo termine, nel senso che non è solo una selezione su chi ha le carte in regola, è anche una selezione su chi può sostenere lo status nobiliare, perché poi di fatto l'idea napoleonica che l'elite della società si basi sulla proprietà non viene meno, insomma sappiamo che nel corso dell'Ottocento le elite, che sono elite borghesi, sono elite in quanto sono dei possessori, sono dei proprietari. E lo stesso vale anche per gli austriaci, quindi ben venga la nobiltà a livello onorifico, però questa nobiltà che noi stiamo confermando deve essere una nobiltà appunto capace di sostenere il suo rango, quindi di fatto si trovano degli escamotage per escludere quelli che sono considerati, diciamo, indegni di continuare a mantenere il titolo. Certamente, ma a proposito di, l'hai già citato in precedenza, Milano, la rivalità di Venezia con Milano, ecco, da tardo medievista io posso portare la testimonianza un po' dell'inizio di questa rivalità, all'inizio del 400, di guerre terribili che si svolgono proprio per il dominio dell'Italia settentrionale, ma nel tuo volume sembra quasi di assistere a un po' alla fine, dopo quasi 4 secoli, di questo lungo conflitto in cui vediamo ancora una volta Milano e Venezia competere e, se non ho capito male, Venezia perde questa secolare battaglia dal punto di vista di città egemone dell'Italia del Nord. Sì, mi dispiace dirlo, però è così. È vero, ed è forse anche un po' inevitabile, anche per motivi economici complessivi. Insomma, Milano è la capitale del Regno d'Italia, questo è indiscutibile. L'elite che ritroviamo all'interno dei principali incarichi a livello proprio statale, quindi qui non locale, è un'elite in gran parte lombarda, in effetti, perché per mille motivi, uno dei quali è il seguente: se non altro per una continuità politica, se non altro i lombardi sono praticamente sempre stati all'interno dell'orbita francese in questo periodo, tranne una brevissima fase nel 99 e 1800, però sono sempre stati lì e quindi ormai si erano guadagnati un ruolo principale all'interno di questi nuovi organi. I veneziani no, i veneziani purtroppo nel momento in cui perdono la loro indipendenza, in effetti iniziano una fase di subordinazione appunto nei confronti di Milano. Ecco, loro se ne rendevano conto ovviamente del significato che questo aveva, perché diciamo che sin dagli ultimi mesi del 97, quindi quando
l'evento è ancora piuttosto fresco. Il fratello di Alvise Querini che citavo prima, quello che era l'ultimo ambasciatore, che è Andrea Querini, che si è già trasferito a Vienna perché cerca già di portarsi avanti col lavoro, potremmo dire, quindi già si inserisce nei circoli viennesi, scrive ai fratelli rimasti a casa, sì, mi hanno accolto molto bene, però siamo diventati sudditi, e questo è molto, come dire, la posizione è ben diversa. I lombardi hanno la capitale, ed essere comunque l'elite della capitale è una cosa ben diversa. Questo per Venezia, oltre ovviamente ad altre questioni, ripeto, magari più legate a una dimensione strettamente economica, anche patrimoniale, insomma, nella quale io non mi sono addentrata particolarmente perché, diciamo, avrebbe richiesto un ulteriore lavoro, quindi per capire proprio le fortune di questi patrizi, di questo ceto nobile, però genericamente per quello che si sa, per i lavori che sono stati fatti, ecco, c'è anche una debolezza, una fragilità talvolta appunto economico-finanziaria del patriziato veneziano. Ti cito quest'ultimo esempio. Lo stesso Querini aveva una figlia in età da matrimonio e pensava inizialmente di farla sposare a un nobile lombardo, quindi l'idea di legarsi, no, con le famiglie che contavano, con l'elite lombarda. E quindi scambia una serie di lettere con Giovanni Scopoli, che è un veronese d'adozione, ma è il ministro della pubblica istruzione, potremmo dire, il direttore della pubblica istruzione, il quale fa da tramite, perché lui risiede a Milano, ha tutti i contatti con Milano, e dice sì, però guarda che la dote richiesta è una dote di un certo peso. E Querini risponde no, cioè, i lombardi sono un pochino fuori dal mio budget, non me lo posso permettere, e quindi lascia perdere, alla fine ripiega su un suo amico, tra l'altro, su Girolamo Polcastro, che è un padovano. Ma perché sapeva che i lombardi in qualche maniera potevano assicurare alla sua famiglia, al futuro della figlia, una serie di contatti molto più ampi, quindi. Sì, certamente, perché in questo momento eravamo ancora in periodo napoleonico, quindi loro lo sanno dove sono le leve del potere. Alvise Mocenigo, che citavo prima, manda suo figlio a studiare al Lycée Napoléon a Parigi, cioè chi può punta addirittura direttamente a Parigi. Cioè, lo sanno benissimo tutti qual è il centro nevralgico, quindi se puoi graviti su Parigi, altrimenti puoi ripiegare su Milano, che è inevitabilmente e indiscutibilmente la capitale. Però ecco, non sempre funziona, ripeto, perché anche i patrimoni delle famiglie non sempre gli consentono questo tipo di politica. Anche i Querini, insomma, dovevano stare un po' attenti, ecco. Certo. Allora io darei innanzitutto spazio ora alle domande, eventuali domande del pubblico. Ce n'è già una del professor Baranini che farei intervenire qui in diretta. Grazie Matteo. Prego, professore. Eccomi qua. Sì, ovviamente conoscevo, ricordavo sia pure vagamente le tesi di fondo del libro, ecco, e quindi così le faccio una domanda puntuale su un evento che lei ha appena di passata ricordato e che però è rivelatore, diciamo, di rapporti antichi e profondissimi, cioè quel convegno di Bassano di cui non so niente, nel quale le rappresentanze o le elite delle città di terraferma si incontrano, cioè ecco, sapere che discorsi abbiano fatto, che se hanno cercato un tipo di coordinamento, ecco, che cosa? Ecco, per due motivi. Da un lato appunto perché ricordo che proprio in questi anni, se non sbaglio nel 1797, viene pubblicato il consiglio politico di Scipione Maffei, che era stato scritto forse nel 1740, in cui Maffei insomma metteva il dito sulla piaga, diceva siamo ricchi come voi, siamo colti come voi, ma perché non ci fate partecipare? Ecco, e questa è una cosa. E l'altro spunto comparativo un po' audace è che uno studio recente che ho fatto proprio sulla fase post 1509, in cui ci sono alcuni, come dire, minimi accenni, e Sanudo e Priuli lo vedono assolutamente con terrore, che
le città, diciamo, Venezia, Padova, Vicenza, Padova, Verona, ecco, si colleghino per fare, come dire, le Reichsstädte con una lieve, come dire, sovranità imperiale, diciamo. Ecco, dopo tutto fallisce perché i municipalismi, figurarsi se i vicentini accettano di farsi governare dai padovani o viceversa, insomma, ecco. Quindi ecco, sono motivi strutturali che emergono in questa funerale della terraferma, diciamo. Sì, allora, intanto ringrazio il professore delle domande, ecco. Sì, allora, per il congresso di Bassano devo dire che in realtà me ne sono occupata in modo tangenziale, quindi dico quello che ricordo, perché anche quando ho scritto il libro l'avevo menzionato, diciamo, nel quadro del 97, però non avevo poi approfondito. Sì, è vero che viene stampato ovviamente il consiglio politico di Scipione Maffei e che la cosa è particolarmente significativa, ovviamente. Allora, dal congresso di Bassano non vengono invitati i veneziani, cioè, i veneziani non li vogliono. Ecco, so che alcuni membri di qualche municipalità arrivano in ritardo per problemi logistici, mi pare i friulani, però non vorrei sbagliarmi, e quello che decidono è di aderire alla Repubblica Cisalpina, proprio perché loro temono, siccome c'è già stato un primo tentativo di ricomporre questo mosaico nel giugno del 97, cioè Bonaparte ha creato i governi centrali, cioè per evitare una deriva particolaristica in cui non si sa più come gestire questa terraferma, crea i governi centrali in modo tale che la città capoluogo poi gestisca di fatto tutte le municipalità minori del circondario. E la paura della terraferma era che questo fosse il preludio alla creazione di una Repubblica Adriatica, una cosa di questo tipo, che era stata anche un pochino vagheggiata da Vincenzo Dandolo, da personaggi veneziani che insistevano presso Bonaparte e che speravano di scongiurare ipotesi più funeste che poi si sono concretizzate come la cessione all'Austria. Quindi diciamo che loro volevano a tutti i costi questa adesione alla Cisalpina proprio perché non volevano ritornare in una situazione precedente, quindi dicevano se proprio dobbiamo fondiamoci con i Lombardi, così noi entriamo in una congerie statale più ampia e i veneziani sono appunto nella stessa nostra condizione, perché era chiaro che sarebbero stati subordinati a Milano e ai Lombardi, e lo sapevano molto bene. E questi, diciamo, il congresso di Bassano, se non sbaglio, invia un suo rappresentante a Parigi, che non vorrei appunto, ripeto, ricordare male in mezzo ai 1000 nomi che ho in testa, ma dovrebbe essere un po' il Franceschi, però ripeto, potrei sbagliare. Ecco, e però a Parigi c'era anche Rocco Sanfermo che agiva invece per conto della municipalità di Venezia. Quindi già il fatto che agiscano con due rappresentanti diplomatici diversi la dice lunga sul fatto che non fossero coordinati negli intenti, ecco, questo sì. E per quanto riguarda il localismo, diciamo la volontà di essere uniti ma anche separati, anche questo si vede tantissimo nel periodo del 97, ma anche dopo, quando appunto continuano a ridefinire i limiti delle varie circoscrizioni, perché anche quella è una cosa complicatissima, le città si spostano, prima fanno parte di questa municipalità, poi dell'altra, poi ridisegnano la mappa, anche con i dipartimenti in età napoleonica, ridisegnano i confini dei dipartimenti, allora lì c'è sempre la città che dice ma io vorrei stare dall'altra parte, l'altra cittadina, ma a me è più comodo finire nel dipartimento X. Quindi ci sono 1000 rivalità che escono fuori e addirittura ogni tanto sono rivalità anche di antichissima data. Ci sono casi in cui dicono, beh, ma noi storicamente fin dal 400 abbiamo avuto rapporti con questa città, mi pareva gli abitanti di Caneva dicessero, noi non vogliamo stare con Sacile perché abbiamo avuto sempre rapporti più con Udine, quindi con Sacile noi non ci stiamo, cose di questo genere. Ecco. Grazie. Allora, trasmetterei c'è già una prima domanda, se per favore Matteo trasmette quella sulla iscrizione, se vi fosse una iscrizione per la nobiltà austriaca. Allora, Con eventuale prezzario.
No, più che altro era una qualifica che gli veniva riconosciuta, quindi non c'è una sorta di costo di adesione di questo tipo. È semplicemente una questione di requisiti, quindi c'è chi ha i requisiti e chi non ha questi requisiti. Chi non ha i requisiti idonei, che erano stati stabiliti da un proclama dell'imperatore di Francesco I, se ha avuto la nobiltà napoleonica, può far valere quella, però è una nobiltà che vale solo personalmente in senso vitalizio, quindi ci sono persone che non riescono a far valere i loro titoli d'antico regime perché in qualche modo non rientrano all'interno dei criteri, ma sono conti o baroni del Regno d'Italia e in mancanza di altro si fanno riconoscere, diciamo, in modo singolare quel titolo, che però non è trasmissibile agli eredi. Ecco, si possono trovare gli elenchi, per chi avesse magari questa curiosità, anche su Google Books, c'è questo repertorio genealogico di Franz Schröder, e Franz Schröder include in questo repertorio tutte le famiglie che sono state confermate con i relativi alberi genealogici, quindi è anche una fonte interessante da spulciare. Se poi ovviamente serve qualcosa di più preciso per capire come mai alcuni sono lì e altri mancano, allora bisogna andare nelle carte della Commissione Araldica e vedere che cosa è successo. Allora, abbiamo anche un intervento in diretta, sempre con una domanda o riflessione. Prego, salve. Salve, buonasera. Sì, una domanda o riflessione per la dottoressa Dalcin riguardo alla presa di posizione, diciamo, la partecipazione attiva delle elite venete. Due domande in realtà. La prima ha descritto in maniera molto dettagliata i tentativi dell'elite veneziana al momento dell'annessione del regno per conservare il primato veneziano. E sappiamo che è un problema estremamente complesso nel Regno d'Italia, dove già c'erano stati scontri fra Torino e Milano, Milano e Bologna, nelle varie estensioni della Repubblica e poi del Regno d'Italia. Le elite veneziane che si danno da fare nel 1805 e 1806 tentano le stesse manovre, sono ancora presenti per fare le stesse manovre nel 1814 o i giochi sono già fatti, l'elite già, non dico in decadenza, ma diciamo già disinteressata del ruolo politico della città. Seconda domanda, perché effettivamente il libro che ho avuto il piacere di leggere qualche settimana fa e di recensire si concentra molto sulle traiettorie, diciamo, in ambito veneto, ma forse poco, a parte la prosopografia della seconda parte. Purtroppo non riusciamo a vedere molti personaggi interessantissimi nel mondo del governo italico. C'è un impiego della nobiltà veneziana nell'amministrazione napoleonica italiana, nei quadri dell'esercito? Quanto è l'impatto? Perché anche questo può essere uno strumento per misurare il tasso di accettazione del regime, l'amore, diciamo, ideologico che può essere espresso nel regime, come è stato, ad esempio, si vede nei studi di Emanuele Pigni sulle elite marchigiane post 1808, in particolare nei confronti della carriera militare. Se si può avere, se Valentina può darci una risposta da questo punto di vista. Ringrazio Giorgio, il dottor Gremese, ecco, ci conosciamo. Ecco, ti dico subito che non ho approfondito la questione dell'esercito, quindi per un motivo essenzialmente di tempo, ecco, e di dispendio di energie, ecco, ti dirò la verità. Ci sono degli ambiti sui quali in effetti non mi sono spesa, uno di questi è l'esercito, un po' perché ci sono dei lavori già dedicati e quindi magari non era così necessario. Quindi mi sono spesa di più sull'amministrazione civile. Quindi sull'amministrazione civile, ecco, ti posso dire che sì, oltre alle figure apicali, che sono quelle dei prefetti, che magari sono quelle che uno va a vedere subito, ci sono inevitabilmente i consiglieri di prefettura, perché quelli sono sempre, come dire, assorbiti dall'elite locale, inevitabilmente, ma anche i viceprefetti, che forse sono una categoria più interessante
perché è un po' il vivaio da cui poi il regno può trarre i futuri prefetti, quindi quello potrebbe essere un ruolo un po' più interessante. Però ecco, lì non andrebbero cercati solo i veneziani, perché i veneziani non sono effettivamente numericamente tanti, però se guardi i veneti ce n'è qualcuno in più, ecco. Bisogna guardare su tutto il regno, ovviamente, perché sono impiegati benissimo anche altrove, quindi non necessariamente all'interno del Veneto. E qualcuno di loro comunque vuole essere impiegato, perché poi c'è anche la dinamica, volevano o non volevano essere impiegati, qualcuno insiste per esserlo, quindi c'è un'adesione, se non altro, in questo senso, se è l'adesione, ecco, il punto. Per quanto riguarda il 1814, di fatto non ci sono grossi spazi di manovra per pensare a qualcosa di diverso. In realtà non mi pare che nessuno proponga veramente qualcosa. Sì, credo che si vociferasse di una qualche possibilità di presentare una petizione per avere di nuovo Venezia separata rispetto alla Lombardia, però di fatto nessuno ci crede, onestamente. Se vai a vedere, non lo so, ad esempio quello che pensa Lucia Memmo, che è la moglie di Mocenigo e che è a Parigi in quel contesto e che è una persona, ovviamente una donna, quindi non può avere incarichi di rilievo, però è una che conosce le alte sfere della politica francese, oltre che italiana, però è anche molto veneziana, quindi è una di quelli che manifestano di più questo sentimento di attaccamento a Venezia. Lei si chiede, diciamo, se ci sia la possibilità. Lei dice che aveva anche provato a parlare con dei conterranei per diciamo un po' fomentare gli animi, se così possiamo dire, su questa faccenda, ma non aveva ricevuto grosso ascolto. Probabilmente c'era già una sorta di rassegnazione, si sapeva già dove il Veneto sarebbe stato collocato, era abbastanza inevitabile, ecco. Questo. Grazie. E giusto prima di salutare, per dare un piccolo aneddoto, c'è anche un altro carteggio di origine veneta che fa impazzire Marescalchi e Melzi, ed è quello di Foscolo nel 1803-1804, anche lì appunto per l'ottenimento di o di una cattedra universitaria o di un posto nell'esercito. Ma Ecco. diciamo è un altro caso diciamo, di origine veneta dal punto di vista amministrativo. Grazie. Bene, grazie Giorgio. Allora, sì, abbiamo un'altra domanda, se può per favore Matteo trasmetterla, ed è eccola qui, è sulle comunità dalmate, greche e levantine. Come continuarono in qualche maniera a interagire con gli ambienti sociali, socio-economici cittadini veneziani, ecco. Beh, ci sono alcuni esponenti di queste componenti dalmate all'interno degli organi di cui ho parlato. Ad esempio all'interno della municipalità veneziana del 97, ecco, non ho specificato effettivamente l'origine geografica dei componenti della municipalità, perché c'è ad esempio Giovanni Bujovic che è originario di Cattaro, quindi ci sono personalità che appartengono al mondo dello Stato d'Amar effettivamente, e ci sono anche negli organi successivi. Ecco, però alcuni di questi si possono impiegare e infatti si impiegano all'interno del governo delle province illiriche, perché poi lì, ecco, questa zona prende una strada diversa rispetto al resto del Veneto, quindi c'è anche la possibilità di essere impiegati lì direttamente. E all'inizio il provveditore generale che viene inviato da Napoleone è Vincenzo Dandolo, e il fatto che comunque venga inviato un veneziano a governare queste aree storicamente veneziane è comunque sintomo del fatto che c'era stata una sorta di, come dire, di tutela in qualche modo dell'interesse veneziano. Comunque si voleva un po' perpetuare, almeno all'inizio, una continuità col dominio veneziano. Sì, ci sono comunque personaggi di rilievo, ecco. Mi pare anche qualcuno all'interno della municipalità di Padova, poi dovrei ricontrollare i nomi uno per uno,
però a Venezia sono sicura che ce ne sono, perché la municipalità di Venezia è molto più composita delle altre. C'è qualche personaggio che viene anche da fuori, ci sono padovani, c'è un feltrino che è Francesco Mengotti, c'è un veronese che è Gaetano Benini, cioè ce ne sono di varie estrazioni anche geografiche, per dare un po' l'idea che quella municipalità rappresenta in effetti l'ex Stato marciano. Ecco, ti ringrazio, e abbiamo anche collegata con noi una domanda per te da parte di Karen McCluskey, che ringrazio anzitutto perché lì è veramente tardissimo. Hi Karen. Ciao. È veramente tardissimo, lei è stata davvero così gentile da attendere, sono circa 10 ore di differenza. Prego Karen, you can also speak in English. Thank you. Thank you so much, Valentina. It's an amazing project and very interesting to listen to. My area of study is the history of emotions and the history of experience. And so my question for you is, in the sources that you look at, can you find traces of that kind of emotion and, fear or concern, or this period in which you have 1,000 years of history suddenly being taken away, and because the Venetians felt that so powerfully, how did they react to that? Can you trace that in the documents? There's one story that I remember reading about with Beata Tagliapietra in San Maurizio, and I've got this, I imagine this story where the Napoleonic troops are coming in, and they're taking these relics and they're hiding them under an altar in a sacristy so that nobody finds them. And what are the emotions that are going, being felt at that point? I don't know if there's any ability to capture that in the sources that you've noted, but it would be interesting to hear that story if there is one. Yeah, thank you very much. It's a very interesting question, and thank you for being here despite the time, because I imagine that, as Daniele has said, it is very, very late. I'm trying to answer in English, even if I'm not very fluent, so I apologize. As for your question, yes, there are some feelings like they really they behave like they fear the uncertainty of these times. So I think that the main feeling is this uncertainty. So the fact that things are changing, and especially we have to imagine that we have many changing points, and also some invasions by Austrian troops within the Napoleonic period. So people don't know what to do, because they say, okay, we are loyal to the Kingdom of Italy, but we are being invaded by the Austrians. So what do we do now? So the uncertainty and the feeling that it is difficult to make the right choice. So the problem of choosing the right party, and the problem of knowing what will be your future. This is very present. And also the sadness of, let's say, not being understood. Because, for example, people who were involved in the governments of 1997, they were treated like they were traitor, like they were the radical Jacobin, and they were not. So in their memories, they wrote about their sadness, because they were really involved in the government just to better the conditions of their fellow citizens. And so they said, white people are so angry with us, we are just trying to do our best. Right. So the problem of being like targeted with a very insulting word, because it was used as a bad word, because they weren't really Jacobin. They were just people who were in favor of the French, but not exactly radical people. Right. Okay. Yes. Thank you so much. And your English is perfect.
So thank you. Thank you, you're welcome. Chiederei a Matteo di trasmettere un'altra domanda ancora per Valentina, ed è sui tentativi da parte di qualche membro della famiglia o dell'antico patriziato di riportare in vita la Repubblica, anche coinvolgendo eventuali potenze straniere. Oddio, sarebbe, grazie Andrew per la domanda, sarebbe interessante come dinamica, ma non che io sappia, a dire il vero, non nel senso di una sorta quasi di trama, di spionaggio o di probabile colpo di Stato. No, non c'è niente di questo genere. C'è una paura che hanno gli austriaci a un certo punto perché trovano delle armi nascoste in casa di Alvise Mocenigo, che era un patrizio veneziano, ma poi si scopre che innanzitutto le armi non sono sue e poi si scopre che sono parte delle diciamo di quelle armi che erano state trovate in arsenale e che poi vengono rivendute di fatto, quindi era solo un problema di speculazione e non un problema di tentativo di insurrezione o qualsivoglia cosa che potesse compromettere la stabilità del governo, però si spaventano, quello sì, c'è un momento in cui a Vienna si chiede appunto di indagare su questa vicenda, tanto più che Mocenigo era stato anche un municipalista, certo non era un radicale, però non si sa mai. Ecco, che io sappia, però non c'è mai stato un vero tentativo di questo genere. Ecco, ci arriva anche una domanda, qui vorrei magari specificarlo perché sulla possibilità di acquistare il volume si può anche scaricare andando direttamente sul sito di Ca' Foscari Edizioni, liberamente gratuito. E mi chiedo se c'è un'altra domanda, forse Matteo? Niente. Io avrei a questo punto un'altra curiosità, dato che mi pare di averne sentito un po' qualcosa prima, in riferimento ai figli, quelli che sono i figli della nuova generazione di questi nuovi patrizi, in qualche modo, se c'è una differenza o hai notato come cambia anche un po' quella che sono un po' le ambizioni di questa nuova generazione rispetto a quella che erano le ambizioni di una generazione veramente di pochi anni prima, ecco. Ok, allora, ci sono alcuni casi interessanti perché, come dicevo, ci sono personaggi particolarmente ambiziosi come questo Alvise Mocenigo, che è il fondatore di Alvisopoli, per capirci, quindi personaggio che aveva delle ambizioni veramente grandi, ecco, che commissiona anche una statua di Napoleone che poi non viene conclusa, ma che avrebbe dovuto fare bella mostra appunto ad Alvisopoli, quindi vicino a Portogruaro, per capirci, dove lui aveva questo latifondo, aveva fondato questa sua cittadina modello ispirandosi all'esempio di San Leucio nel Regno di Napoli. E lui appunto inserisce suo figlio, quindi ha questo figlio, poi diciamo tralascio i dettagli, come dire, scandalistici, perché in realtà non era esattamente suo figlio, ma insomma se volete ci sono dei libri sull'argomento, vabbè, diciamo che è un figlio che viene accolto come suo, riconosciuto, ecco, e nel momento in cui lui si trasferisce a Vienna con tutta la famiglia, perché nel periodo austriaco lui decide che il potere è a Vienna e quindi tutti si trasferiscono a Vienna, lui, la moglie e il figlio deve imparare il tedesco, viene iscritto a una scuola tedesca e quindi deve immergersi in quel tipo di cultura. Poi appena passiamo al periodo napoleonico, viene diciamo traslato al Lycée Napoléon di Parigi, a quel punto deve cercare di primeggiare al Lycée Napoléon di Parigi. Ed è interessante perché Mocenigo, che non ha effettivamente brillato come amministratore, anzi si suppone che sia stato nominato al Senato perché era una nomina di grande prestigio, ma che non richiedeva una grande attività concreta e che quindi potesse sollevarlo dai compiti ben più delicati di prefetto. E quindi, dicevo, lui ambiva per il figlio ad un futuro migliore del suo. Sostanzialmente lui si rende conto di non essere stato adeguato, cioè lui si rende conto dei suoi limiti come amministratore. E infatti lo scrive in una lettera proprio a Rangoni, che come dicevo è sempre al crocevia di tutti questi dialoghi, e gli scrive: io mi rendo conto che il maggior patrimonio che un padre possa lasciare a un figlio è l'educazione.
Quindi io voglio che mio figlio sia educato al meglio e si informa già sull'università, quindi si informa con Rangoni su quale potrebbe essere il percorso universitario. Siamo nel 14, quindi è proprio la fase di passaggio, quindi già sembra orientato a ritornare ovviamente a gravitare in orbita asburgica. Il problema è che lui muore nel 15 e quindi non sappiamo che cosa avrebbe fatto dopo. Comunque alla fine il figlio si iscrive all'Università di Padova e si laurea in giurisprudenza. E si iscrive all'Università di Padova anche il figlio di Alvise Querini, tra l'altro erano anche imparentati, e anche lui per laurearsi in giurisprudenza. Quindi c'è l'idea che le nuove generazioni hanno bisogno di un titolo di studio, hanno bisogno di una laurea, e ovviamente quella più indicata per abbracciare poi la carriera della politica, dell'amministrazione, della diplomazia è la laurea in giurisprudenza. Quindi questo è il percorso che viene un po' tracciato per loro, e vedo una certa consapevolezza di Mocenigo che lo dice, e anche della moglie che scrive al figlio una volta rimproverandolo e dicendolo: ho saputo che sei stato discolo, indisciplinato coi tuoi maestri, ma guarda che non puoi contare né sulla tua nobiltà né sulle tue fortune, perché ormai si guarda anche ad altro, si guarda anche alle capacità, quindi vedi di procurartele. È una società della conoscenza ante litteram. E a proposito, restando sempre su Mocenigo, chiuderei anche magari facendo un'ultima domanda che viene da Alessio Marchesco, ovvero: che fine ha fatto il figlio di Mocenigo? Questo di cui stavo parlando? Sì. Ok, allora si chiama Alvise Francesco, per differenziarlo dal padre, che appunto si chiama Alvise Mocenigo, e ha un ruolo anche nel 48 veneziano. Quindi lui si laurea, praticamente si laurea insieme a Daniele Manin, benché Daniele Manin fosse più giovane di qualche anno. Lui diventa un diplomatico di fatto, quindi intraprende una carriera nella diplomazia asburgica, però si lancia anche in alcune imprese, in alcuni tentativi imprenditoriali, quindi non è solo un diplomatico, ma è anche un imprenditore ed è anche un finanziatore del 48 veneziano, sempre su posizioni moderate, tant'è vero che poi se ne va in esilio dopo il 48, quindi ha una serie di vicissitudini complicate, però era stato fatto sposare ad una austriaca, Clementina von Spaur, proprio perché la famiglia ragionava in quest'ottica di legarsi con i centri del potere, e quindi avevano ben pensato a un matrimonio di un certo prestigio e anche di una certa rilevanza politica, perché la famiglia comunque era una famiglia di peso, ecco. Ecco, la domanda infatti di Cristina Setti, quella successiva, è proprio in merito al peso delle relazioni a cui accennavi prima e su cui sostanzialmente il tuo volume un po' si basa, cioè il peso anche delle relazioni con il potere ecclesiastico, quanto poteva contare prima e dopo soprattutto, poteva valere ancora qualcosa, ecco, hai riscontrato un legame con cardinali o eventuali vescovi? Allora, ringrazio Cristina della domanda. E in verità la risposta purtroppo assomiglia un po' a quella che ho dato a Giorgio prima, nel ribadire che alcune questioni le ho lasciate volutamente a margine per motivi di tempo e di possibilità di approfondire l'indagine, quindi non ho approfondito eccessivamente l'aspetto delle gerarchie ecclesiastiche, quindi chi ha questo tipo di incarichi nel patriziato. Quello che posso dire è che gli ecclesiastici vengono comunque tenuti in debito conto dal regime napoleonico e sono inseriti nel collegio elettorale dei dotti. Quindi ci sono ecclesiastici di peso che vengono inseriti all'interno di questo collegio elettorale dei dotti e che ricevono anche onorificenze napoleoniche che servono a suggellare, diciamo, la loro appartenenza al regime. Ecco, quello che io ho visto per gli ecclesiastici soprattutto è il ruolo che possono avere nella fase del 1809, nella fase dell'invasione austriaca, quando alcuni personaggi di alto profilo come il vescovo di Belluno fanno intonare un Te Deum per l'arrivo delle truppe austriache. E allora lì, ecco, Napoleone reagisce molto male, perché va bene avere buoni rapporti con la Chiesa, va bene che sei un alto membro del clero, però non ti puoi schierare così apertamente con i nemici,
e quindi c'è un momento in cui Napoleone vorrebbe anche delle soluzioni molto brutali e molto sbrigative, anche violente nei confronti di questi personaggi, ma poi viene riportato a più miti consigli e questi episodi di solito si risolvono con una soluzione. Però c'è qualche processo a riguardo. So che c'è un processo per un patrizio veneziano che era vescovo di Capodistria, di cui adesso mi sfugge il cognome, mi dispiace, dovrei ricontrollarlo, e lui viene processato, proprio lui è un vescovo ed è un patrizio, viene processato per questo motivo qua, perché è uno di quelli che ha intonato il Te Deum e che si è ben rallegrato dell'arrivo degli austriaci. Però in generale poi questi processi vengono, si concludono con una sorta di pacificazione nel momento in cui la minaccia austriaca rientra e le cose si tranquillizzano, ecco. Ecco, sì, quindi sostanzialmente anche questa parte, questo ruolo un po' di quelli che erano i vecchi poteri, i vecchi punti di riferimento dell'antico regime, in qualche maniera si ridimensionano anche un po' col passaggio anche a questa nuova era, a questo mondo nuovo. Sì, beh, poi certamente c'è la questione appunto della riduzione delle parrocchie, quindi della politica giurisdizionalista che viene portata avanti dal regime napoleonico, la soppressione dei conventi, dei monasteri, la vendita dei beni nazionali, quindi ci sono tutte queste questioni in gioco. Si in realtà anche su quelle che erano precedenti politiche veneziane e soprattutto del XVIII secolo, in qualche maniera lì hanno trovato un po' un terreno fertile, giusto? Sì, sì, chiaramente, quindi portano avanti questo tipo di politiche e questo fa parte del programma generale dello Stato napoleonico, quindi qui ecco, non mi sono soffermata perché non c'è una peculiarità veneta in questo senso, sono politiche che vengono messe in atto a tappeto dal governo napoleonico e di cui evidentemente anche Venezia risente, insomma, sappiamo che ci sono monasteri chiesati e appunto io stessa insegno al liceo Foscarini, che è il vecchio monastero e che diventa il liceo convitto di Santa Caterina, insomma, quindi siamo ben consci, ecco, noi che ci rechiamo lì tutti i giorni di questo passato napoleonico e di quello che significa, ecco. Allora, io non vedo altre domande, sono state anche un bel po', per cui siamo anche in perfect timing. Potremmo anche pensare di chiudere non vedendo altre domande. E direi di sì. Perfetto, non ho domande in code e approfitto allora per ringraziare Valentina Dal Cin per questa e per essere stata anche la prima in questo esperimento, diciamo, culturale, e ringrazio ovviamente anche tutti quelli che ci hanno seguito e l'appuntamento è fra un paio di settimane, il 18 febbraio, e salutiamo anche il presidente Varanini e ci rivediamo insomma fra un paio di settimane. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.